Innanzitutto il messaggio è rivolto ai giovani, cioè che praticamente di camminare sempre con le proprie gambe, con le proprie idee, di mantenere la schiena dritta e di non farsi mai ecco, come dire, distogliere da fatti di questo genere come ingerenze di vario genere. E poi sì, parte da una storia mia personale, dalla conoscenza con Libero Grassi e quindi da un immaginario letterario in cui una studentessa, probabilmente la figlia, ma è solo nell'immaginario mio letterario, che dialoga con un magistrato e quindi sfoga la sua rabbia. Il magistrato a lei racconta, anzi più che racconta, la accoglie e offre a lei gli strumenti per interagire sia sotto l'aspetto intellettuale che pratico con questo fenomeno. Esatto. E niente, i ragazzi erano molto attenti oggi, è stata una bellissima iniziativa voluta dal Bruno Pigozzo, il vicepresidente del Consiglio regionale, e è stato molto bello con i ragazzi, vederli seduti all'interno di un'istituzione, del Consiglio, del Parlamento regionale, è stato molto bello. I ragazzi sono il futuro è oggi, perché saranno loro a decidere non solo il loro futuro ma anche il nostro un domani, quindi spetta a loro, hanno già questa responsabilità, non è solo del domani. Ricordo che Falcone, in una lezione tenuta agli agenti della polizia criminale tedesca, disse: per mafia si deve intendere il complesso delle organizzazioni che seguono il modello operativo di quella siciliana, che più propriamente si chiama Cosa Nostra. Qual è il modello operativo? Ecco, allora parliamo del fenomeno mafioso, no? Il fenomeno ha tre elementi. Un elemento che può essere il primo gruppo di tentacoli della piovra, alimenta l'economia mafiosa, fatta di attività illegali che consentono flussi di denaro enormi che vengono riciclati e tendenzialmente investiti nell'economia legale. L'abbiamo notato nelle ultime operazioni di polizia che ci sono state in Veneto anche, no? Ecco, il secondo gruppo di tentacoli è quello che tiene i collegamenti con i pubblici poteri, soprattutto con il potere politico, parlamentare, governativo, amministrativo e quello dei partiti. Il terzo elemento è un elemento secondo me conseguenziale, mentre gli altri due sono fondamentali, conseguenziale nel senso che è costituito dai tentacoli della violenza mafiosa, quelli che stritolano quanto danno fastidio all'economia mafiosa o mettono in evidenza i collegamenti con i pubblici poteri, facendo assumere responsabilità a chi all'interno delle istituzioni fa il doppio gioco. Questo è il discorso. Allora è chiaro che se la piovra rende l'idea del fenomeno complessivamente considerato, è chiaro che bisogna arrivare alla conclusione che la piovra è un mollusco, è un animale acquatico, deve vivere in un liquido di coltura. Una volta si parlava di malapianta che aveva bisogno di un terreno fertile per attecchire e svilupparsi. La cultura mafiosa, come liquido di coltura del fenomeno, la cultura mafiosa può essere sintetizzata attraverso le parole del cardinale Pappalardo, che questa cultura mafiosa offre alimento e forza al mostro assassino. Il cardinale Pappalardo diceva: la cultura mafiosa è clientelismo e favoritismo insieme. Credersi sicuri perché protetti da un amico di un gruppo di o di un gruppo di persone che contano, e quindi essere in grado di calpestare impunemente la legge. Ecco, questo è un fenomeno più diffuso di quanto possiamo immaginare e anche dappertutto, in Italia e all'estero.